Valorizzazione dell'impianto della tariffa binomia già dal 2025, ossia redistribuzione dei costi fra generali, quelli relativi al servizio, e quota variabile, ossia legata alla quantità di rifiuti prodotti. Parametri più puntuali applicati sui metri quadrati per nuclei familiari non residenti, ma anche individuando la reale composizione del nucleo convivente e applicando così la tariffa corretta per singolo caso. Viaggia su questi binari la strategia che il Comune di Santa Margherita Ligure ha adottato per arrivare a ridurre la tariffa sui rifiuti. Noi, come altri comuni, ci siamo trovati di fronte ad alcuni aumenti di queste voci di spesa che sono dovuti in parte alla congiuntura economica che stiamo vivendo, ma in parte anche a situazioni particolari che hanno fatto, per esempio, aumentare il costo di trasporto dei rifiuti, e ci siamo quindi trovati a dover coprire un conto che era effettivamente più alto, almeno all'inizio, rispetto al conto del 2025, anche se di poco. Le strategie che noi siamo riusciti ad attuare sono relative ai costi di gestione del servizio che siamo riusciti ad ottimizzare, andando ad abbattere anche alcuni costi amministrativi, e a una importante attività di recupero che per il piano economico finanziario del 2026 ha raggiunto una cifra attorno ai 100.000 euro, che poi sono esattamente i soldi in meno che ci troviamo a dover chiedere ai cittadini sanmargheritesi. Per attività di recupero si intende evasione fiscale, ma anche sanzioni contro comportamenti scorretti. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha scartato l'ipotesi di utilizzare una parte dei proventi dell'imposta di soggiorno per sterilizzare gli aumenti dei costi, perché non replicabile. Viceversa, continuerà l'attività di sanzionamento e di recupero dell'evasione. Abbiamo messo in campo già dal 2025 delle soluzioni che vadano anche non soltanto ad abbattere il costo della Tari, ma a redistribuirlo, in parte su chi, per esempio, possiede delle abitazioni sfitte o inutilizzate, ma che comunque deve farsi carico dei costi generali amministrativi di gestione di pulizia e spazzamento delle strade, che sono costi che non vanno in base alla produzione dei rifiuti, ma che vanno su base patrimoniale, quindi sulla base della capacità contributiva, e in parte su quei nuclei familiari che non risiedono a Santa Margherita, che magari sono composte da 2, 3, 4 o più persone, che quindi devono pagare così come il numero del nucleo familiare impone.